Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Ieri vi abbiamo mostrato soltanto alcune immagini relative all'ultimo furto in ordine di tempo perpetrato ai danni di un'azienda che si occupa di impianti elettrici nella zona industriale di Rende. Oggi vi mostriamo i fotogrammi che ricostruiscono la sequenza del colpo e che mostrano la banda in azione dall'arrivo alla fuga. Con Anna Franchino sentiamo. Eccola la cosiddetta banda dei furti che in queste settimane sta imperversando, creando allarmismo e preoccupazioni fra le aziende di Contrada Lecco e Coda di Volpe a Rende, mentre mette a segno l'ultimo colpo in ordine di tempo. Questi sono i fotogrammi captati dalle telecamere di videosorveglianza posti all'interno dell'azienda CE Multiservizi visitata dai ladri. Una sequenza di scatti che testimonia la rapidità con cui gli uomini mascherati agiscono. Eccoli mentre entrano all'interno dei locali, con scaltrezza si muovono con rapidità, fanno razzia del bottino e si allontanano velocemente. Si sono introdotti all'interno dell'attività che si occupa di impianti elettrici, portando via materiale informatico per diverse migliaia di euro e causando danni ingenti alla struttura. Noi abbiamo ricevuto la chiamata dell'antifurto, siamo corsi, diciamo che è una cosa anomala ricevere in piena notte una telefonata e siamo arrivati, non c'era più nessuno, abbiamo trovato la parte della finestra con l'inviso completamente danneggiato, la finestra rotta e abbiamo scoperto che quando siamo andati a fare la denuncia praticamente lì c'era un altro signore che un'altra azienda lì, sembra nella zona industriale, e anche lui la stessa sera ha subito il furto. Penso subito dopo noi perché comunque è detto verso le 2:50, 3. Praticamente più il danno che hanno generato che altro, fortunatamente. Un'escalation di furti su cui indagano i carabinieri della compagnia di Rende, che sta creando allarmismo in tutta la zona industriale fra gli imprenditori che quotidianamente operano sul territorio e che stanno maturando l'ipotesi di attuare azioni preventive. C'è preoccupazione, sì. Infatti noi abbiamo provveduto adesso ad avere pure un contratto con la vigilanza per essere più tranquilli, comunque così avere a disposizione una squadra che gira la sera. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!